Si è passata una parte in Capicurso, eravamo pastori, c'è stato un macinaio, ma io partiamo di lì, è passata in Ersa, in Granadio e in Calaguccia, che è il mio paese nativo. È più bello so che ho passato un miglio, in paese, in Granagiolo, in Ersa, a piazza, a Cucinco. Ho passato stonde con queste macchine capicorsine. Non regretto nulla, per me tutto si passò bene, non c'è nulla a regrettare. Il solo regretto è che, anche in ragia, che non bicchiamo, che hanno bicchiato troppo. Al limite si imbicchia. Altrimenti il solo regretto avremmo stato sempre giovani, non si può mica, non è mica possibile. A Corsica prima era bella, era magnifica. A Santa Croce non ha più nulla bella anche quella di prima, perché in dei tempi i nostri vecchi non aspettavano mica il Capoanno per farsi l'auguri Capoanno bella annata. In due Santa era un scontro, era una festa, noi aspettavamo la Santa più che a Papà Noel. Dicevano a tutti pace e salute, buona annata, non aspettavamo mica il Capoanno, era dando che li facevano i cambi di l'auguri. La Corsica oggi è bella, basta che non sia mica troppo struppiata, che non sia mica troppo sfigurata in tutta maniera, e che non si parli sempre il corso nostrale o più che possibile. Ottimista, giovane, che la gente che noi abbiamo oggi a capo, che pia l'affare in mano, che li vino meglio che li buono, perché hanno a cuore di fare qualcosa per la Corsica, dunque ci va a fare confidenza e gli facciamo confidenza. E beh, che io sempre avanti, sempre vendo la ve, e chi saliva a noi, poi si fa per un meglio, sempre in salute. Non stanno a besta.